L'inflazione in Italia non cresce come testimoniato dal più 0,8% rispetto allo scorso anno, peggio va ad altri paesi come il più 2,3% della Germania. Gli occhi restano comunque puntati sulle spese degli italiani, dove il tasso di inflazione maggiore si osserva sui prezzi di alberghi e ristorazione. Udine è in perfetta linea col dato nazionale, anche se osserva un aumento dello 0,1% rispetto al mese di maggio. Un effetto dovuto alla continua discesa di comunicazione, abitazione, acqua, elettricità e combustibili nelle spese, mentre cresce il tasso di inflazione di tante altre voci, anche abbigliamento e calzature, nonostante l'inizio dei saldi. Nello specifico delle voci alimentari del carrello della spesa degli udinesi, l'inflazione alle stelle per oli e grassi. In aumento pesce, caffè, tè, acque minerali, fermi carne, pane e cereali, mentre sono in calo latticini, uova, verdure, zucchero e confetture varie. La città più cara d'Italia, accompagnata sul podio da Pisa e Benevento, è Siena. Sfiorano invece il podio Venezia e Trieste, mentre il Veneto si conferma la regione con un aggravio per famiglia pari a 324 euro, più costosa, e accompagnato dal Friuli Venezia Giulia al terzo posto con una spesa maggiorata per famiglia di 297 euro. Nel mezzo la Toscana e i consumatori costretti, dove è necessario, a stringere la cinghia, situazione ben diversa dalle piccole Molise e Valle d'Aosta, che addirittura registrano un momento di deflazione.